Roberta Nesto, sindaco del comune di Cavallino Tre Porti, in questi giorni ha preso avvio la campagna nazionale A Braccia Aperte, una campagna che si rivolge anche al territorio come sostegno sociale. Certo, è una iniziativa che vuole ringraziare i sanitari che in prima linea direttamente si sono occupati del Covid-19. I nostri angeli, le persone che veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ce ne sono tanti, medici, infermieri, operatori sanitari e insomma tutte le persone che hanno in prima linea affrontato il tema sanitario. Come ha risposto la categoria dei campeggi all'iniziativa A Braccia Aperte? Ma i campeggi di Cavallino Tre Porti si sono dimostrati proprio un fronte unito, tutti hanno appoggiato questa iniziativa, l'hanno veramente accolta a braccia aperte mettendo a disposizione moltissime settimane, siamo oltre le 1000 settimane messe a disposizione per questa iniziativa. Nello specifico, per avere maggiori informazioni, per vedere il regolamento dell'iniziativa e anche per prenotare, potete rivolgervi al sito www.abbracciaaperte con le 2a.eu, dove appunto ci sono tutte le informazioni che possono servire su questa iniziativa. Inoltre c'è anche un numero verde che potete contattare, dove il personale del Parco Turistico di Cavallino Tre Porti vi assisterà per qualsiasi esigenza. È un grazie però che anche sarà utile alla comunità di Cavallino Tre Porti. Serve per la comunità per ricominciare, per essere operativi, perché i tanti lavoratori stagionali possano avere la possibilità di lavorare, perché le nostre aziende possano ricominciare. Quindi un'utilità concreta a tutta la comunità. È stata messa a disposizione dalle tante strutture ricettive con grande generosità, infatti la possibilità di alloggiare e ovviamente tutto il campo dei servizi servirà alla località di Cavallino Tre Porti per ricominciare ed è questa la grande bontà di questa iniziativa. Generosità unita ad opportunità per i nostri lavoratori. Sicurezza prima di tutto e Cavallino Tre Porti è pronto, è sicuro, ovviamente nel rispetto delle regole. Direi che questo è un po' il leitmotiv di tutta la nostra zona, di tutto il nostro territorio. Le aziende qui sono nate per fare questo, si sono sviluppate nel corso degli anni. Quello che c'è da dire è che oggi hanno raggiunto ormai un'eccellenza, dei livelli talmente elevati e tutta l'Europa ne parla di noi. Allora, cosa ci sentiamo dire tutti i giorni? Ci sentiamo dire dall'immaginario collettivo, ma anche dalla scienza, quindi anche dalle autorità sanitarie, il nostro tempo dobbiamo cercare di passarlo all'aria aperta e cercare di stare distanziati. Queste due regole facili ma fondamentali saranno poi il leitmotiv di tutta la stagione. Guardate qua, questo è il nostro concetto, vacanza all'open air. La vacanza all'open air prevede proprio una vita rilassatissima, tranquilla e all'aria aperta tutto il giorno. Bimbi, genitori, i nonni vengono qua e passano la giornata tranquillamente all'aria aperta. Quindi una vacanza adatta per la famiglia.